Guardate che spettacolo! Questo è un tramonto in Marmilla. La vedete? Qua giù questa collinetta che ha la forma di una mammella, in cima alla quale una volta c'era un castello. Bellissimo scorcio. Mi trovo sempre nel sagrato della chiesa. Bello tutto questo complesso, poi con questi colori stupendi del tramonto, un tramonto di novembre. Guardate lassù, c'è anche la luna, riuscite a scorgerla? Eccola là, alla gobba ponente, perché è crescente. Vi sto inquadrando una scritta ben datata. Guardate che meraviglia, che splendore, un orologio stupendo, questo grazioso archetto. Ci troviamo sempre nel cortile della chiesa, l'altra parte dell'orologio. Insomma, questo orologio ha più facciate, guardate che carino, una, due e anche dietro tre, con queste tegoline particolarissime. Tecnicamente non so come si chiamino. Ancora un'inquadratura. Dicevo che chiederò a Monica perché somigliano alle tegoline del tetto di una chiesa di Oristano e sicuramente lei saprà dirmi il nome. Devo memorizzare. Tutte colorate, graziosissime, molto molto particolari. Ora davanti a me una vecchia porta con sunkraittu. Vediamo se riesco a uscire. Eccola qua. Ci sono riuscita. Che carina. Sono venuta in questa chiesa lo scorso anno perché c'erano le reliquie di Sant'Antonio. Mi dicono che la chiesa è aperta e adesso mi voglio affacciare un attimo.